Il procuratore capo reggente di Agrigento, dottor Salvatore Vella, ha fatto notificare 2 avvisi di conclusione delle indagini preliminari e ha contestualmente chiesto l'archiviazione del fascicolo per 10 indagati responsabili della società Italgas. Parliamo del caso dell'esplosione di via Tralussa di Ravanusa che l'11 dicembre del 21 provocò 9 morti, fra cui una giovane donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni. L'esplosione sarebbe avvenuta a causa delle gravi carenze nel processo di posa in opera e saldatura del tratto di tubazione del gas. L'avviso di conclusione delle indagini, atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, è stato disposto infine per una persona di 80 anni, responsabile tecnico dell'Amica SRL, un'impresa incaricata dalla committente siciliana Gas dell'esecuzione dei lavori di posa della tubazione della rete di distribuzione gas a Ravanusa. Quindi per il 76enne firmatario del collaudo tecnico amministrativo del comune di Ravanusa, nonché direttore dei lavori e firmatario della relazione finale sui lavori di costruzione della rete di distribuzione di primo impianto. Nei loro confronti vengono ipotizzati reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro. Con l'avviso di conclusione delle indagini, i difensori avranno ora 20 giorni di tempo a disposizione per visionare gli atti e articolare una prima strategia processuale. Secondo la Procura, le opere di raccordo delle 2 condotte realizzate fra il 1985 e il 1988 sono state eseguite in maniera maldestra, proprio nel tratto di via Trilussa, qualche minuto prima della deflagrazione innescata dall'accensione di un elettrodomestico. Si era verificato un cedimento strutturale e aveva provocato la vasta fuga di gas. La richiesta è stata notificata ai familiari delle vittime che potranno presentare opposizione e quindi chiedere al GIP di non archiviare le posizioni. Ricordiamo le 9 vittime, i 2 superstiti, un bambino che sarebbe dovuto nascere nel giro di poche ore e che invece non ha mai visto la luce. Una tragedia insomma nella tragedia, con 5 palazzine sventrate, altrettante pesantemente danneggiate, un intero quartiere praticamente raso al suolo, con centinaia di persone rimaste senza un tetto.